Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stata inaugurata la nuova casa della comunità a Cairo Montenotte in Corso Martiri della Libertà, nell'ospedale San Giuseppe. In provincia di Savona saranno in totale 6, 2 già aperte ad Albenga e a Finale Ligure, ed entro fine mese si aggiungeranno anche Pietra Ligure, Savona e Vado. Fincantieri celebra 3 nuove navi Explora con il varo tecnico, il rito beneaugurale della posa della moneta e il taglio della prima lamiera. La flotta Explora Journeys prevede un totale di 6 unità, tutte costruite in Italia da Fincantieri, e sarà completata entro il 2028. Sono quasi terminati ad Alassio i lavori per il ripascimento strutturale dell'arenile e l'allungamento del molo Ferrando, un intervento strategico del valore totale di 6 milioni di euro per la difesa della costa, la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche. Liguria protagonista all'ITB Berlin 2026, fiera leader del turismo B2B. All'interno dell'area Enit Italia la regione ha partecipato con uno stand istituzionale che mette in risalto i suoi punti di forza: turismo esperienziale, outdoor, enogastronomia, cultura e qualità della vita. Nuovo appuntamento di orientamenti a Imperia, dove oltre 1200 studenti della provincia hanno incontrato Vincenzo Schettini, fisico, insegnante e divulgatore scientifico. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.